stare dietro. Il Signore ogni passo e tu vai avanti alla luce del Signore. Lui ti fa vedere queste cose, Lui ti fa vedere tutto ciò che hai sbagliato. Perché più avanti noi abbiamo compiti. Noi abbiamo i compiti che la parola del Signore dice, la Bibbia dice, e più avanti il Signore ti chiama e dice, e tu sei la luce del mondo. Quindi noi abbiamo questo processo iniziale di conoscere a Dio, arrivare ogni giorno vicino al Signore e a orto noi preghiamo la sua parola e a orto siamo in preghiera, in digiuno. Noi ogni volta che ci arriviamo più vicino, noi iniziamo a vedere tutto il male, l'inimico che hai lasciato, e puliamo e siamo una luce. Però a partire dal momento che noi abbiamo la certezza che siamo la luce del mondo, questo vuol dire che una luce non è chiusa, non si può stare spenta. Questa luce è messa in alto, dove tu possa vedere. Questa luce deve illuminare dove devi passare. Questa luce deve illuminare le persone in mezzo alla strada. Noi siamo, il Signore ci chiama, la sua chiesa, ognuno di noi siamo una luce in questo mondo. Então noi abbiamo questa responsabilità di essere luce dove andiamo, e sia casa e sia lavoro, perché questa luce, anche se è né basso o né alto, lei è vista in mezzo al buio. In mezzo alle tenebre la luce si è vista e il Signore ti guarda, il mondo ti guarda. Il mondo guarda ogni movimento che noi facciamo, attitudini che noi facciamo. Questa è una forma di preghiera. E dobbiamo essere semelhanti al Signore, e è la luce del mondo. Amém? Ringrazio l'opportunità, in nome di Gesù. Amém? Ora sentiamo le sorelle con l'inno di... Sì. Anche Jamili? Neuma? Os hino congregacional.
benigno Senhor, eu sou pronto, disposto a ouvir la parola del grande tuo amor. Benedito il tuo nome eterno, che tu parli a chi ascolta con cuore, di giustizia, di amore supremo, di allegrezza, di pace e splendor. Alleluia, gloria a Dio. Glória a Deus. Glória a Deus. Da Cristo é eterna minha riqueza, o tesouro a cabeça avessa, la sua luce mi conduce a perfeita santità. Viva Cristo, roca mia diletta, vera manna, verità perfetta, sono sicuro che contento lei per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte, mi consola la parola, santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mi ha ricerto, dai fedeli onora benedetto, il suo bene mi sostiene, nelle nome di qua giù. Viva Cristo, conduttore dei santi, in cui vivo tutti quanti, gli eletti benedette, dall'Eterno suo Evangelo. Dove Salvador che Dio ci mandò in terra per salvare l'uomo peccatore, in lui chi cederà, vittoria sempre avrà e vita eterna in dono, un fine in cielo godrà. Avanti io vo', per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guarda a questo mondo avanti io vo'. Il cielo mi porterà, l'amato mio Gesù, e lì del mio nemico il capo griderà, al caro Redentore, fedele sarò io, e so voglio seguire, e solo con fervore avanti io vo', per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo avanti io vo'. La tromba suonerà del nostro Creatore, comincerà la festa dei santi. Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà, avanti io vo', per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo avanti io vo'. Gesù il buon Salvatore con sé mi porterà in cielo per potere l'eterna eredità. Abramo lo vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe a provvederò sarò, avanti io vo', per
lugar quando eu for. Amém? Aleluia, glória a Deus. Credo che non ci sono più visitanti, vero? C'è una sorella lì, mica fai parte da noi da tanto. Amen? Battezzato domenica scorsa, no? Sei felice? Gloria a Dio. Sentiamo una parola con la Jamili, una riflessione con la Jamili. Alleluia. Alleluia, Gesù. Gloria a Dio. Dopo preghiera per le decimi. Alleluia. Jamili, dopo che fa la preghiera per l'offerta delle decimi. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. È arrivato a Carutisci. Di essere insieme con noi. Voglio lasciare un versetto che il Signore ha parlato nel mio cuore in questa mattina, riaffida nel libro di Matteo. Matteo 25. Che dice così: ma mentre andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelli che erano pronti entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Amen. È una parola conosciuta della Chiesa che parla della parabola delle 10 vergini. Il Signore mi ha parlato sul tempo che quando quelli che non avevo più volevo di quelle e di quell'altra e loro hanno detto, hanno risposto, hanno chiesto dateci del vostro olio, ma le avvedute risposero no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e comprate bene. E è quello che il Signore ha parlato al nostro cuore, al mio cuore questa mattina dicendo sul tempo. Il tempo è oggi, è questo il momento, è arrivato il tempo di fare le cose per Dio, di cercare il Signore, di pagare il prezzo per avere il nostro olio. Una non poteva dare quell'olio all'altra, perché ognuno deve cercare il suo. E questa parola che voglio lasciare, che il nostro relazionamento, la nostra relazione con Dio è individuale e noi dobbiamo cercare, non abbiamo più tempo, non è tempo di coinvolgere con le cose di questa vita, con cose di questo mondo, non è tempo di perdere tempo, è tempo di cercare il Signore, di si avvicinare al Signore, di cercare la sua presenza, di cercare di essere quello che Dio vuole da noi. Questo è il messaggio, questa è la parola. Non ha tempo da perdere, che possiamo cercare oggi il Signore. Il Signore non parla per dire oggi, ti ricorda della parola e guarda solo nel tuo cuore, ma guarda nel tuo cuore anche vive quello che dice la parola. Vive oggi, cerca il Signore oggi, cambia di vita oggi. Bussa alla porta, paga il prezzo per il valore oggi, perché oggi è il tempo del Signore.
Dio vi benedica. Amém. Glória a Deus. Sentiamo, parleremo con una preghiera che va 10 minuti. Pace a tutti. Niente, vorrei a tutti invitarvi a collaborare con la nostra Chiesa, che abbiamo bisogno. Abbiamo quello che diamo a Dio è la primizia, non quello che ci avanza, e quindi dobbiamo collaborare perché noi abbiamo bisogno un po' per pagare. Grazie al Signore che ci ha dato l'opportunità di poter collaborare con la tua Chiesa, con la tua casa, di tal modo che noi possiamo collaborare con te in modo che altre persone vengano a noi, nel nome di Gesù. Alcune sorelle volete fare una porzione per le offerte? Volevo Saúdo a tutti com a paz do Senhor. Amém. É muita alegria estarmos aqui louvando ao Senhor com vocês. Estou aprendendo a louvar o Senhor com os hinos da harpa cristã, aqui. Eu vou louvar o Senhor com canto em português. Tá bem? Que diz assim. Da harpa também. Dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Ora se abbiamo una riflessione con il nostro fratello Jonathan.
Amen. Dopo Alleluia. una preghiera per la flash finish, per i bambini. Amen. Siamo pronti? Saluto con la pace del nostro Signore Gesù Cristo alla Chiesa. È una gioia di poter esserci insieme qua radunati, sentendo l'insegnamento del nostro Signore. Io vorrei condividere questo pomeriggio nel libro di Giovanni, capitolo 3. Sa che tutti conosciamo questa storia. Capitolo 3 del libro di Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Capitolo 3, Vangelo di Giovanni. Ok, la parola dice così: c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù le rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo della sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Cioè che è nato dalla carne è carne, ma cioè che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Amen. Amen. Qui approfondiamo un po' sulla storia di Nicodemo. Sappiamo che lui era un dottore della legge, in quel tempo era praticamente un insegnante della legge, apparteneva al consiglio del Sinedrio, apparteneva al consiglio del Sinedrio, uno di quelli più potenti nella epoca, e lui era maestrato da queste persone al momento che lui è arrivato anche a essere uno dei capi di loro. Era uno che insegnava agli altri nel consiglio, però nonostante questa cosa di conoscenza che lui aveva, apparve Gesù Cristo facendo i segni miracolosi e cacciando via i demoni, facendo guarigioni, e lui rimane sorpreso perché questi segni non erano avvenuti attraverso la legge, erano cose che loro compivano per essere lì sottomessi, però non avevano, come al giorno di oggi abbiamo la grazia del nostro Signore, ma apparve lui e lui va lì di notte per non essere visto dai suoi colleghi, dai farisei, per non essere visto. Lui si avvicina di notte a lui e lo chiama maestro. Come mai tu fai questi miracoli? Se non uno che è con Dio che può fare queste cose. E lui era un uomo già di età e ancora non sapeva, e se Gesù le ha detto: come mai tu sei dottore della legge e non sai queste cose? Cioè, come al giorno di oggi veniamo e ci frustiamo perché una cosa che paragono è la nostra nascita. Penso che la maggior parte delle persone che siamo qua abbiamo accettato Gesù Cristo a certa età. Io almeno l'ho accettato a Lui nel 2018 quando sono arrivato in Italia e mi sono reso accorto di che
non era una cosa facile perché dovevo studiare la parola, dovevo istruirmi nella parola, dovevo capire queste cose spirituali. E come mai nascere di nuovo nel spirito? Come vengono queste cose? Se non è attraverso il nostro pentimento, i nostri peccati, che veniamo, la parola dice che siamo già in peccati, come mai possiamo essere puniti da queste cose? E Gesù Cristo dice queste cose affinché noi, abbiamo l'esempio di Nicodemo, affinché noi possiamo riflettere a questo tempo e per non essere condannati a nascere di nuovo, avere una mentalità diversa, un carattere diverso. Il carattere è uno che sopporta le cose, un uomo che si caratterizza sempre a saper e portare le cose avanti sempre. Quindi avere il carattere di Gesù Cristo, però Gesù Cristo gli parla della nuova nascita, lui è come avere questa cosa in uno vecchio già in età. È una cosa simile a noi, perché penso che nessuno è nato credente. Tutti abbiamo accettato il nostro Signore quando abbiamo avuto la conoscenza. E poi cominciamo questo percorso e dobbiamo capire le cose spirituali, perché la carne non discerne ciò che è spirituale. E ci mettiamo, magari dipende da noi anche la nostra crescita, di metterci cioè avere un po' di empatia a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo per noi, per i nostri peccati, per pulirci dai nostri peccati, ed avere un segno come quelli segni che faceva Lui in quell'epoca, avere i nostri segni di amare il nostro prossimo, di amare i nostri nemici. Sono segni che noi cristiani dobbiamo avere per avere i frutti dello Spirito Santo. Quindi siamo chiamati a questa nascita. Quindi non è che si nasce da un giorno all'altro, cioè è un processo per arrivare a una certa maturità spirituale anche. Quindi si paragona anche con un bambino, come lui dice, ora vi leggo, come dice in prima di Pietro 2,2, dice così: come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza. Poi c'è anche nello stesso Giovanni 4,7, dice: carissimi, amiamoci gli uni agli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Quindi chi ci può fermare avendo l'amore di Dio? Neanche quello che ci sta sullo stomaco al nostro fianco, anche fuori dalla congregazione o in strada. Cioè dice la parola che non possiamo vincere con il male, cioè vincere il male facendo il bene. Quindi queste cose praticamente vanno ammazzate attraverso i nostri fatti, delle nostre azioni. Non è facile comportarci come cristiani con i nostri capi, con le nostre mamme a casa, con le nostre mogli. Quando viene il capo e ti dice: guarda, deve fare 2 ore in più, cioè non è quello che volevo, però devo comportarmi all'altezza di un figlio di Dio. Magari non dirgli subito: guarda, no, non lo farò, farlo perché dice la parola che ogni cosa che facciamo lo facciamo come se fosse per Lui. Quindi la nostra maniera di agire umanamente purtroppo è annullata su queste cose spirituali. Dobbiamo confrontare le cose carnali con le cose spirituali che il Signore ci ha dato, le scritture, gli attrezzi. Quindi non vincere queste cose, la carne con carne, sino spirituale ammazza la carne. A volte paragono una cosa, questa domenica io lavoro di solito sempre, lavoro nel settore alberghiero, sappiamo lì che è tosto la situazione. Quindi io ieri chiedevo al Signore, non chiedevo ai miei capi di avere il giorno libero perché comunque loro non me lo daranno. Però ho chiesto una cosa a Dio, ha cambiato qualcosa
questa mattina mi sono svegliato, infatti erano passati 10 minuti già l'orario che scuola passa, ho visto il telefono e mi è arrivato un messaggio dal mio datore e ha detto guarda, mi sono dimenticato di dirti che sei libero oggi. Cioè, è cambiata una cosa che l'ho chiesto al Signore, a quello che c'è dato. Giusto, la parola dice che a volte noi chiediamo male perché non sappiamo neanche come. È cambiato questo, ero a letto, ho detto alla mamma guarda mi è arrivato questo messaggio, mi sono rattenuto un po' a letto e dico guarda io ho bisogno di riposare, però c'era più quella gioia di essere congregati, c'era più quella passione che dobbiamo continuare, non possiamo fermarci. Alleluia. Se io rimanevo lì, la carne, magari vedevo il libro quello famoso che guardiamo, TikTok, qualcuno lo conosce, quel libro che facciamo spesso. No, siamo attirati a queste cose, vero? Però già un figlio di Dio ha autocontrollo su queste cose. Non possiamo essere troppo anticipati a queste cose, troppo tempo, perché non ci rifiuta. Quindi ero più gioioso trovarmi con i fratelli a Firenze e trovarmi questa sera, questo pomeriggio con voi. Amen. Perché così cresciamo in fede e così opera il nostro Signore. No, è più facile combattere queste cose spiritualmente, essere magari inginocchiato, no mamma mia che noia pregare. E spesso noi giovani, scusatemi, abbiamo questa espressione perché è mancanza di conoscenza nella parola. Non è possibile che le persone maggiori di noi che fanno più fatica per camminare e congregarsi, hanno più fatica e ci consiglia vai, congregati alla chiesa, vai così, e noi non facciamo attenzione a queste cose. Non è possibile che noi abbiamo tutta la forza essendo giovani e non facciamo questo sforzo. Possiamo farlo. E quindi questa è la nuova nascita, un camminare con quella fiducia e che è un processo che andiamo sempre, le prove non vengono mai per diventare in noi una cosa vuota, sempre noi abbiamo un vantaggio sulle cose, sempre è un vantaggio sulle cose spirituali, quindi il vantaggio è per noi, Dio sempre vuole il meglio per noi. E se oggi il Signore sta chiamando a una nuova nascita, magari noi siamo quelli che siamo fermati, ci siamo fermati nelle cose di questo mondo e purtroppo viviamo in questo mondo, ma c'è una differenza. I figli di luce, come la sorella parlava, è diverso il comportamento a portare queste cose, è molto diverso. Magari noi non lo vediamo, però siamo luce attraverso il nostro Signore Gesù Cristo per le altre persone. Non lo vediamo, ma qualcuno ce ne rende accorto di queste cose. Quindi la nuova nascita non dobbiamo preoccuparci perché magari non abbiamo avuto i frutti dello Spirito, ma è impossibile se non siamo nati di nuovo. E i bambini inciampano quando stiamo crescendo. Cioè noi adulti possiamo inciampare, possiamo sbagliare nelle cose, è normale. È per quello che abbiamo un avvocato su tutti. È per quello che abbiamo è quello che si ha donato se stesso, perché noi possiamo liberarci da tutte queste cose. Quindi nessuna cosa può combattere le cose spirituali, se non noi stessi. In poche parole siamo noi a fermarci nelle cose. E la crescita dipende da noi anche, da accettare i nostri sbagli e dire al Signore, Signore io mi pento di queste cose, non voglio continuare con queste cose. Se c'è bisogno di nascere di nuovo, lo possiamo fare. L'uomo già adulto può nascere di nuovo, certo che può nascere di nuovo, ma con lo Spirito Santo. Da lì le cose spirituali spiegherà lui nel suo continuare nelle cose del Signore. Però questo mi ha attirato l'attenzione perché quando ho accettato al Signore c'erano le cose che ho cominciato a avere una crescita spirituale, però tutto dipendeva da me, se mi sottomettevo al Signore oppure no. E dare più retta alle cose spirituali che alle cose del mondo. E grazie a Dio che abbiamo queste congregazioni, abbiamo il nostro pastore, il Signore ha lasciato un compito. Abbiamo ancora persone con fiducia nel nostro Signore, abbiamo persone ancora che hanno fede nel nostro Signore.
Ecco, noi qua siamo radunati perché non credo che veniamo qua per sentire quello che è di fronte, veniamo qua perché siamo convinti della fede che abbiamo, perché abbiamo un Salvatore, il nostro Gesù Cristo, il tutto potente. Quindi non ci sono limiti per fermarci nel nostro camminare, anzi abbiamo una forte potenza in Lui che ci ha chiamati. Questo lo lascio fino qua, perché il Signore possa darci la forza di qua in avanti per poter continuare. Sono sicuro che Lui lo farà. Amen. Ora vorrei invitare la sorella Bonetta a fare una preghiera per la classe felice, così i bambini imparano con loro la parola di Dio. Amen? Persone stanno molto. Signore, grazie per questo momento che stiamo riuniti nella tua presenza, Signore. Stiamo qui per ringraziare per la vita della Chiesa, per il programma che abbiamo fatto, per il lavoro che abbiamo fatto. Che Signore ha benedetto tutto quello che facciamo. E ti chiediamo, Signore, di benedire le bambine, la classe felice, che loro possano, Signore, ogni giorno imparare più di te e che possano crescere, Signore, nella tua presenza. Aiutaci, Signore, a camminare nella tua via e che possiamo, Signore, ogni giorno stare più vicino a te. Noi sappiamo, Signore, che senza di te non siamo nulla e non siamo capaci a nulla. Aiutaci, Signore, in nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di chiamare il fratello Talisa noi, volevo sapere una cosa, chi è qua che ha chiesto qualcosa da Dio e ha ricevuto quello che tu fratello? Io ho chiesto tante cose ho ricevuto. Fratello Talis? Senti la parola. Vuoi che parla per le persone? Spero che riusciate a capire. Paixão para todos. Amém. Nós vamos ler Lucas capítulo 8. Do versículo 26
até o versículo de número 39. Allora, leggiamo, erano gli opus, scusatemi. Capitolo 8, dal 26, vero? Lucas capitolo 8, 26 ao 39. Allora, approdarono nel paese dei Geraseni, che está di fronte alla Galilea. Quando ele fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città, era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti. Non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: "Che c'è fra me e te, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi." Gesù infatti aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo di cui si era impadronito da molto tempo, e anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceti, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò: "Qual è il tuo nome?" Ed egli rispose: "Legione", perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte, e i demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise. I demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto e, venuta da Gesù, trovò l'uomo da quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurì. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spavento. Ele, salito su una barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma egli lo rimandò dicendo: "Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te." Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Gesù guarisce una donna. Glória a Deus, amém? Vou fazer uma oração antes da gente pregar, tá bom? Senhor Jesus, aqui em tua presença que estou, Senhor, nesta tarde, nesse início de noite, eu te peço, Senhor, a tua capacitação para a minha vida, Senhor, e para a vida da tua filha, Senhor, que irá traduzir, Senhor. Nos capacita nesta hora, Espírito de Deus, para que a tua palavra seja pregada com toda a ousadia e eficácia. Pai, eu te peço em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, eu queria pregar sobre o poder libertador de Jesus. Chiesa, vorrei predicare oggi sobre il potere libertatore di Gesù, di liberazione di Jesus. Se vocês perceberem, ninguém nasce com demônios. Possiamo percepire, no? Che nessuno nasce con demoni. As pessoas podem nascer com alguma deformidade, com alguma deficiência, com doenças. Possiamo nascere con delle deformità, malattie, però con demoni no. Nós vemos aqui, a Bíblia não entra em detalhes sobre a vida do gadareno. La Bibbia non ci dà dettagli della vita di quel gadareno.
do seu nome, da sua família. do seu nome, da sua família. Mas a Bíblia nos mostra que ele era um homem escravizado por demônios. Mas a Bíblia te mostra que lui era um escravo dei demoni. Com isso aprendemos que existe uma batalha espiritual. Com questo possiamo imparare che esiste una battaglia spirituale. Graças a Deus que nós somos cristãos e nós temos o Espírito Santo. Grazie a Dio che siamo cristiani e abbiamo lo Spirito Santo. Os demônios não têm poder sobre nós, I demoni non hanno potere su di noi, porque dentro de nós está o Espírito Santo. perché dentro di noi sta lo Spirito Santo. Mas com todos não é assim. Non è così con tutti. Com este homem, ele não era a habitação do Espírito Santo. Lui, questo gadareno, non c'era lo Spirito Santo dentro di sé. Por isso que o demônio se apossou da sua vida. Per questo il demone si è proprio entrato in lui. E por aquele homem ser a habitação dos demônios, houve grandes consequências. E per quell'uomo essere un'abitazione dei demoni ha avuto grandi conseguenze. A primeira consequência da vida com o demônio foi La prima conseguenza della vita con questo demone dentro è stata perder as suas vestes. perdere le sue vesti, i suoi vestiti. A Bíblia diz que aquele homem não andava vestido, La Bibbia dice che quell'uomo non andava vestito, porque quando o demônio entra numa vida, ele quer tirar as vestes. perché quando i demoni entrano nella vita vuoi avere le vesti. Deixa o homem nu Lascia quest'uomo nudo para envergonhá-lo. para svergognarlo. Neste caso, esse homem está fisicamente nu, In questo caso questo uomo sta fisicamente nudo, mas antes de ser fisicamente desnudo, ele foi desnudo espiritualmente primeiro. ma prima di essere desnudo fisicamente, lui è stato desnudo dentro, spiritualmente, Porque ele não é a habitação do Espírito Santo. perché in lui non abitava lo Spirito Santo. Por isso que o inimigo encontrou uma brecha para entrar naquela vida. Per questo il nemico ha trovato un buco per entrare in quella vita. Por esse motivo, as pessoas que não têm o Espírito Santo Per questo le persone che non hanno lo Spirito Santo andam quase nuas. camminano quasi nude. Existe sensualidade, Esiste sensualità, lascívia, lascivia, algo gerado por demônios. delle cose generate dai demoni. A pessoa perde o bom senso. La persona perde il senso, il buon senso. Ela não consegue se olhar no espelho e ver o quão ridícula ela está. Lei non riesce a guardare sullo specchio e vedere quão ridicola è, Porque ela está sob domínio de demônios. perché lei sta sotto il dominio dei demoni. Para aquela pessoa, ela está belíssima. Per quella lì lei sta bellissima, è bellissima, Mas não é assim. non è così. A segunda coisa que aquele homem perdeu para o demônio foi a comunhão. La seconda cosa che ha perso per i demoni è stata la comunione. Esse homem tinha uma família. Quest'uomo aveva una famiglia, Apesar da Bíblia não mencionar a sua família, nonostante la Bibbia non menziona la sua famiglia, mas ele tinha uma família. ma aveva una famiglia. Ele perdeu a comunhão porque a Bíblia diz que ele não habitava em qualquer casa. La Bibbia dice che lui non abitava in nessuna casa, Ele habitava no cemitério. viveva nel cimitero, Porque quando o demônio entra na vida de alguém, perché quando il demone entra nella vita di qualcuno, o desejo dele é isolar essa pessoa. il suo desiderio è di isolare questa persona, metterla da parte. A pessoa não quer ser sociável, La persona non vuole essere in mezzo a tutti, vivere una vita sociale, não quer conversar, non vuole chiacchierare, parlare, não quer non viajar. vuole viaggiare. Para essa pessoa não faz sentido isso. Per questa persona non c'è senso queste cose.
Porque ela está sob o domínio do demônio. Perché ele está sotto il dominio dei demoni. Ela não consegue conviver em comunhão até mesmo com seus familiares. Lei non riesce a avere comunione nemmeno con i suoi familiari. Com este homem foi assim. Con quest'uomo è stato così. Ele chegou ao ponto de preferir morar no cemitério do que morar na sua casa. È arrivato al punto di preferire il cimitero come casa che la sua propria casa invece la sua famiglia. Observe, quando o demônio entra numa vida, ele faz uma grande destruição. Possiamo osservare che quando il demone entra in una vita gli fa una grande distruzione. A terceira coisa que esse homem perdeu para o demônio foi a sua vontade. La terza cosa che quest'uomo ha perso per il demone è la sua volontà. Se você observar em Marcos capítulo 5, verso 5, Se osserviamo in Marco, Marcos 5, versículo 5. Marco 5, versetto 5. Pode ler, minha querida. Allora, di continuo, notte e giorni andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Percebe que esse homem perdeu a própria vontade, porque ele consegue se ferir com pedras. Si può osservare che lui ha perso la volontà, lui cerca di ferirsi con le pietre. Então ele se automutilava. Lui si automutilava, si faceva male proprio al corpo, tagliava. Não é normal alguém querer se danificar, se cortar. Non è normale che qualcuno voglia danificarsi, tagliare la carne. Non è normale. Só para relembrá-los, o demônio entrou na vida daquele homem e roubou dele as vestes. Só per ricordare che il demonio è entrato in quella vita per levargli le vesti, A comunhão la comunione e a vontade. e la volontà. Ele não tem mais domínio daquilo que ele faz, Lui non ha più dominio di nulla di quello che fa, porque ele está sob domínio de demônios. perché lui sta sotto il dominio dei demoni. A Bíblia diz que este homem está tão possuído de demônios La, que Bi- ele... Pode falar. la Bibbia dice che quest'uomo sta così sotto il dominio di questi demoni E os homens usavam correntes e cadeias e ninguém conseguia pará-lo. che gli uomini lo legavano con le catene, con tutto ciò e non riusciva a tenere quest'uomo legato, Porque sobre ele está uma força sobrenatural. perché sopra di lui stava questa forza soprannaturale. E nada humano pode resolver o que é espiritual. E niente di umano può risolvere quello che è spirituale. Só quem é espiritual pode lutar com o que é espiritual. Solo quello che è spirituale può lottare con lo spirituale. Por isso a Bíblia registra que Jesus foi até a região dos Gadarenos. Per questo la Bibbia registra che Gesù è andato per la regione dei Gadareni. Jesus sabia da história daquele homem. Gesù sapeva della storia di quell'uomo. Jesus sabia da escravidão daquele homem. Gesù sapeva della schiavitù di quell'uomo. Jesus sabia do sofrimento daquele homem. Gesù sapeva della sofferenza di quell'uomo. Por isso que Jesus vai em direção até ele. Per questo Gesù va in direzione a lui. E quando Jesus pisa naquela terra, E quando Gesù mette i piedi su quella terra, o demônio reconhece. il demone riconosce. Assim que o endemoniado vê Jesus, Appena l'indemoniato guarda Gesù, ele grita, lui grida, ele se prostra. lui si prostra. Isso ensina-me muito, Questo ci insegna tanto, porque ele reconhece quem está diante dele. perché quell'uomo riconosce davanti di chi sta. Está um maior diante dele. Sta il maggiore, il più grande di tutti davanti a lui.
Eu preciso explicar esse detalhe. Ha bisogno di spiegare questo dettaglio. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o endemoniado está se prostrando diante de Jesus. Quando leggiamo la Bibbia vediamo che l'indemoniato si sta si prostrando davanti a lui. E a primeira conclusão que temos é que ele está adorando Jesus. E la prima impressione è che lui sta adorando Gesù. Mas ele não está adorando Jesus. Ma non sta adorando Gesù. Ele está tremendo de medo e reverenciando o poder de Jesus. Lui sta tremando di paura e riverenziando il nome di Gesù. Por isso que ele se curva diante de Per Jesus. questo lui si curva diante di Porque diante dele todo joelho se dobra. Perché davanti a lui tutti i ginocchi si piegano. Toda língua confessa Tutte le lingue confessano que ele é o Senhor. che Gesù è il Signore. Por isso que o endemoniado diz: Per questo l'indemoniato dice: Jesus, filho do Deus Altíssimo, Gesù, figlio del Dio Altissimo, peço-te que não me atormentes. ti chiedo che non mi tormenti. Perceba que o demônio ficou com medo de Jesus. Osserviamo che il demone ebbe paura di Gesù, Porque estava ali o Todo-Poderoso. perché davanti a lui stava il potente Dio. E se você observar, não era qualquer demônio que estava ali. E se possiamo osservare, non era un qualsiasi demonio che stava lì davanti a Gesù. A Bíblia diz que o nome daquele demônio era Legião. A Bibbia dice che il nome di quel demone è Legione. E quando o demônio se identifica como a legião, E quando un demone si identifica come una legione, é porque são muitos. perché sono tanti, O exército romano era bem organizado. l'esercito romano era ben organizzato bene, E no exército romano havia uma tropa chamada legião. e nell'esercito romano aveva questo gruppo che era chiamato legione, E a legião era composta por 3.000 a 5.000 homens. e questa legione di soldati, no? Erano composti 3 a 5.000 uomini. Então, quando o demônio diz que é uma legião, Allora quando il demone dice che è una legione, são muitos demônios sono tantissimi demoni dentro de um único homem. dentro in un unico uomo. Mas eu louvo a Deus, Ma lodo Dio porque aquele homem teve um encontro com Jesus. perché quell'uomo ha avuto un incontro con Gesù. Não existe demônio poderoso diante de Jesus. Non esiste demone troppo poderoso davanti a Gesù. Só existe um poderoso que é Ele. Só esiste uno tutto potente che è Gesù. Todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Tutti i nemici sono sotto i suoi piedi. Agora eu queria falar a vocês aquilo que Jesus fez ao entrar na vida daquele homem. Ora vorrei parlare a voi quello che Gesù ha fatto a quell'uomo. Por isso que didaticamente eu falei sobre aquilo que o diabo tirou da vida daquele homem. Per questo didatticamente ho detto di quello che Gesù ha levato via di quell'uomo. Agora eu vou falar daquilo que Jesus fez na vida daquele homem. Ora si parla di quello che Gesù ha fatto nella vita dell'uomo. A primeira coisa que Jesus fez foi libertar aquele homem. La prima cosa che Gesù ha fatto è libertare quell'uomo. No Liberare verso quell'uomo. 35, Nel versetto 35 eu só queria que a senhora lesse esse trecho. Acharam então o homem de quem tinham saído os demônios. Só esse trechinho. Do 35. Luca 8:35. Isso. La gente uscì a vedere l'accaduto e venuta da Gesù trovò l'uomo da quale erano usciti i demoni che sedeva Para aí. Vamos por parte. O que aconteceu?
Allora, cosa è successo? saíram para ver o que tinha acontecido. Sono usciti per vedere cosa era successo. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Lo hanno trovato l'uomo dal quale aveva uscito tutti quei demoni. Esse detalhe do versículo me chama muita atenção. Porque os homens, quando vieram para o Gadareno, identificaram ele diferente. Perché quegli uomini che sono venuti da Gadara, no? Lo trovarono differente. Acharam algo diferente. Trovarono qualcosa che era diverso. O comportamento dele está diferente. Il suo atteggiamento era diverso. Aconteceu alguma coisa. Successe una cosa. Constataram que da vida daquele homem saíram os demônios. Hanno visto che della vita di quell'uomo erano usciti tutti quei demoni. Porque o Senhor Jesus, ele liberta. Perché il Signore Gesù ci liberta. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perché la Bibbia dice che se il Figlio dell'uomo vi libertar, veramente sarete liberi. É impossível alguém dizer assim: ah, eu fui liberto por Jesus, mas nada aconteceu com minha vida. È impossibile qualcuno dire che sono stato liberto da Gesù e non succedere nulla, non cambiare nulla nella sua vita. Não, se Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre. Se Gesù ti ha liberato, sei veramente libero. Mudança de comportamento. Cambia l'atteggiamento. Segunda coisa que Jesus fez na vida daquele homem: Seconda cosa che lui ha fatto nella vita di quell'uomo, lhe restituiu as vestes. gli ha restituito le vesti, gli ha ridato le vesti. Aquele homem que andava nu, Quell'uomo che una volta era nudo, agora anda vestido. ora è vestito. Porque o Evangelho faz isso. Perché il Vangelo fa questo. O Evangelho primeiro muda as minhas vestes espirituais. Il Vangelo prima cambia le mie vesti, i miei vestiti spirituali. Eu era sujo diante de Deus, Io ero sporco davanti a Dio, mas o Evangelho me limpa, ma il Vangelo ci pulisce, purifica, ci purifica. e agora eu fico mais alto do que a neve. E ora sono più bianco della neve. E este homem mudou, o verso 35. E quest'uomo è cambiato. 35, la seconda parte. Allora, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente. Vestido. Vestito. Porque o Evangelho muda as nossas vidas. Perché il Vangelo cambia le nostre vesti. Por isso que o cristão, ele é limpo. Per questo il cristiano è bellissimo. Porque o Evangelho nos muda Perché il Vangelo ci cambia em todos os sentidos. in tutti i sensi. No espírito, na alma e no corpo. Nello spirito, nell'anima e nel corpo. É uma transformação radical. È una trasformazione radicale. O Evangelho nos deixa belos. Il Vangelo ti lascia bellissimo. A terceira coisa que Jesus fez com aquele homem: La terza cosa che Gesù ha fatto a quell'uomo, lhe restituiu as faculdades mentais. gli ha ridato tutte le sue, come posso dire, le facoltà mentali. La mente si è tornata come prima, no? Prima del tempo. Quando estava sem Jesus, Quando era senza Gesù, ele não tinha juízo. lui era un pazzo, Mas com Jesus, ma con Gesù tem juízo. è tornata alla ragione, ecco la ragione. Sì. E é engraçado como o juízo, quando a gente tem juízo, a gente já pensa na... Quando abbiamo la ragione, noi
pensare alle conseguenze. Isso é o poder do Evangelho. Questo è il potere del Vangelo. Se você era alcoólatra, Se tu sei stato uno alcolatra, você olha para a bebida, guardi l'alcol, aí você olha para ela e diz assim, não vale a pena. guarda, É perda de dinheiro, de tempo, perda di denaro, di tempo, porque você agora tem juízo. perché ora sai ragionare, ora hai ragione. Isto é o poder do Questo Evangelho. è il potere del Vangelo. E dá juízo. Ci dà la ragione. O Evangelho faz isso. Il Vangelo fa questo. Por isso que o Filho de Deus é sábio. Per questo il figlio di Dio è saggio. Ele consegue discernir Lui riesce a discernere o que é bom e o que é ruim. il buono del cattivo, Porque ele tem juízo. perché lui ragiona. Quarta coisa que Jesus lhe restituiu: Quarta cosa che Gesù lo ha restituito, a comunhão. la comunione. Aquele homem agora que os demônios queriam viver velho. Quell'uomo che una volta era sotto il dominio dei demoni, che viveva in un cimitero, Quando ele tem um encontro com Jesus, quando c'ha questo incontro con Gesù, Jesus disse para ele: Gesù l'ha detto, vá para sua casa. va a casa, vai a casa. Pode ler o verso 39, a primeira parte. 39. Só a primeira parte. La prima parte, 39. Torna a casa tua, Vai torna pra... a casa tua, ha detto. A ordem de Jesus foi o quê? Qual era o desejo do homem liberto por Jesus? Qual era il desiderio dell'uomo liberto por Gesù? Vou te seguir, Senhor. Ti seguirò, ti posso seguire? Aí o Senhor disse: não. Il Signore ha detto no, Primeiro, prima vai para tua casa. vai a casa tua, Agora eu te faço uma pergunta. ora ti chiedo, Por que Jesus disse para ele: vai para tua casa? perché Gesù l'ha detto vai a casa tua? Sabe por quê? Sai perché? Porque fazia muitos anos que aquele homem não ia em casa. Perché c'erano tanti anni che Gesù non aveva, che quell'uomo non aveva una casa. Imagine só a mãe daquele homem, Immagina bene la mamma di quell'uomo, o pai daquele il homem, padre, ou algum outro parente daquele homem. un altro parente, un figlio, A sua tristeza, o seu sofrimento. la loro tristezza, la loro sofferenza. Por isso que Jesus disse: vai para tua casa. Per questo Gesù ha detto vai a casa tua, Porque a casa perché la casa é o primeiro lugar è il primo posto, na transformação de Jesus na sua vida. è il primo posto che tu devi testimoniare la trasformazione di Gesù nella sua vita. É a tua casa. È la tua casa. Tem que começar na sua casa. Devi cominciare nella casa tua. Se não- Comincia nella tua casa, Tem algo errado. c'è qualcosa che non va. Por isso que quando o Evangelho entra, Per questo quando il Vangelo entra, faz do homem fa dell'uomo um marido melhor, un marito migliore, uma mulher melhor, una donna migliore, um filho melhor. un figlio migliore, Porque meglio. o Evangelho muda Il tudo. Vangelo muda tutto, cambia tutto. Por isso que Jesus disse: Per questo Gesù ha detto, vá para a sua casa. va a casa tua. É no seu lar È nella tua casa que você mostra verdadeiramente che tu fa vedere veramente o Evangelho de Jesus il Cristo. Vangelo di Gesù Cristo. Como você trata quem ama você. È come você trata chi ti ama. Por isso que a Bíblia diz: Per questo la Bibbia dice um requisito ministerial. un requisito ministeriale. E quem almeja o ministério Ministério tem que governar bem a sua casa. deve
governare bene la sua casa. Porque se não governar bem a casa, como governará a casa de Deus? Perché se non governa bene la sua casa, come governerà la casa di Dio? Então começa na nossa casa. Allora comincia dentro la nostra casa. Jesus se importa com a nossa casa. Gesù si importa con la nostra casa. Eu queria que você meditasse comigo. Vorrei che meditasse con me. Aquele homem agora voltando para casa transformado. Quell'uomo ora tornando a casa transformato. Imagine a alegria da mãe e do pai dele. Immaginiamo la gioia della mamma, del padre. Meu filho não tinha juízo, agora tem. Mio figlio non ragionava, ora ragiona. Meu filho andava nu, agora anda vestido. Mio figlio era nudo, ora è vestito. Meu filho vivia no cemitério, agora... Mio figlio viveva nel cimitero, ora è a casa. Glória a Deus. Glória a Dio. Só Jesus faz isso. Solo Gesù può fare questo. Só Jesus tem o poder de restituir o que você perde. Solo Gesù ha il potere di ridare e restituire tutto quello che perdi. A última coisa que Jesus fez na vida daquele homem, L'ultima cosa che Gesù ha fatto a quell'uomo, lhe fez um pregador do Evangelho. gli ha fatto un predicatore del Vangelo. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Perché Gesù non fa Acepção de pessoas. Gesù non guarda le persone. Gesù cioè qualsiasi persona fa è distinzione. importante, non fa distinzione De pessoas. di persone. Ele fez de um endemoniado Ha fatto di un indemoniato um pregador do Evangelho. un predicatore del Vangelo. Por que eu estou dizendo isso? Perché sto dicendo questo? Porque a Bíblia diz isso. Perché la Bibbia dice questo. Versículo 39. Versetto 39. Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Pode continuar. Ed ele se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Eu lhe pergunto, o que Jesus fez de grande na sua vida? Cosa Gesù ha fatto di grande nella tua vita? Por que você está calado? Perché stai zitto? Por que você é tímido? Perché sei timido? Se Deus fez grandes coisas na sua vida. Se Dio ha fatto grandi cose nella tua vita. A alegria daquele homem era tão grande La gioia di quell'uomo era così grande que ele começou a anunciar na sua casa. che lui ha cominciato a annunciare nella sua casa, Mas ele não se contentou em anunciar só na sua casa. ma lui non era contento di annunciare soltanto a casa sua. Ele saiu e foi por toda a cidade, Lui è uscito e è andato per tutta la città, dizendo quão grandes coisas fez o Senhor na vida dele. dicendo quante grandi cose ha fatto Gesù per lui. Jesus fez tantas coisas na sua vida. Gesù ha fatto tante cose nella sua vita. Por que você não testemunha Perché non testimoni? o poder? Il potere del Vangelo che ha trasformato la tua vita. Porque você é uma testemunha viva. Perché sei una testimone viva, A prova real la prova reale que o Evangelho transforma. che il Vangelo trasforma. Então fale. Allora parli. Aquele homem saiu alegre Quell'uomo è uscito gioioso em todas as cidades, in tutte le città, falando quão grandes coisas Deus tinha feito. annunciando quante grandi cose ha fatto Gesù per lui. Em todas as pessoas que Jesus transformou, In tutte le persone che Gesù ha trasformato, todas elas tutti loro falavam dele. annunciavano, parlavano di lui. Você não consegue conter uma fonte. Non riusciamo a contenere una fontana. Jesus disse: aquele que crê em mim, Gesù ha detto che quello che crede in me, do seu ventre, del suo ventre grembo, fluirão rios de águas vivas. fluiranno, verranno fiumi di acqua viva. Então você se tornou uma fonte. Allora sei una fonte, sei una fontana. E a fonte jorra água. E la fontana Não é água parada. non è un'acqua che è un stagno, Ela está em movimento. è sempre in movimento.
Por isso que quem é transformado por Jesus Per questo chi è trasformato per Gesù não consegue ficar parado, non riesce a stare fermo, não consegue ficar calado, non riesce a stare zitto, porque Jesus fez algo muito grande em sua vida. perché Gesù ha fatto qualcosa di molto grande nella sua vita. Então, meus queridos irmãos, Allora, cari amici, fratelli, o desejo do nosso Senhor il desiderio del nostro Signore é que anunciemos o seu Evangelho, è che annunciamo il suo Vangelo, porque existem muitas pessoas perché esistono tantissime persone como este homem, come quest'uomo. e Deus conta com você Il Dio conta su di noi para libertá-lo do poder dos demônios, per liberarlo del potere dei demoni, para levá-lo ao Evangelho de Jesus per Cristo. portarlo al Vangelo di Gesù Cristo. Mas para isto acontecer, Ma perché questo possa succedere, eu devo estar cheio do Espírito Santo. devo stare pieno dello Spirito Santo. Porque se eu não estiver cheio do Espírito Santo, Perché se non sono pieno dello Spirito Santo, no primeiro grito do demônio, nel primo grido dei demoni eu vou correr com medo. correrò via. E a obra de Deus, E l'opera di Dio, o inimigo vai fazer muito barulho, il nemico fa molto rumore para fazer você ter medo. per mettere paura in te. Quer ver uma prova? Una prova, Quando você começa a fazer a obra de Deus, quando cominci a fare l'opera di Dio, muitas vezes começam as coisas a ter dificuldades. molte cose cominciano a diventare difficili, cose che banali cominciano a diventare difficili. Aí você pensa assim, E così pensi, vou parar. fermerò, Está acontecendo tanta coisa estranha. sta succedendo delle cose strane, Tanta perseguição, tanta persecuzione, oposição. opposizione, Mas este é um bom sinal. ma questo è un buon segnale. É o sinal que você está incomodando o inferno. È il segnale che stai disturbando l'inferno. Então você não deve deixar de pregar. Non dobbiamo lasciare di pregare, di predicare. Não deixe de servir. Non lasciamo di O servire. inimigo não quer que você faça a obra de Deus. Il nemico non vuole che facciamo l'opera di Dio, Porque ele sabe perché lui sa que através da sua che vida, tramite la tua vita muitas pessoas serão alcançadas. molte persone saranno convertite. Ele não quer que isto aconteça. E il demone non vuole che questo succeda. Se você observar, quando Davi foi enfrentar o gigante, Se osserviamo quando Davide è andato a confrontare quel gigante, il gigante Golia, o gigante quis colocar medo em Davi. il gigante lo ha intimidito, lo voleva intimidirlo, no? O gigante disse assim: Il gigante ha detto, sou eu algum cão sono io per caso alcun cane para você vir a mim perché possa venire a me com paus e pedras? con legno, con pietre. Naquele momento, In quel momento Davi poderia dizer: David potrebbe dire, é verdade, è vero, vou embora, vado via. não posso com ele. No, non posso con lui. Mas Davi não disse isso. Ma David non disse questo. Davi disse assim: David ha detto, eu não vou a ti com pau e pedra, non guarda a te con dei bastoni, con pietra, eu vou a ti ma vado a te em nome do Senhor dos nel Exércitos. nome del Signore degli eserciti. Quando você faz a obra de Deus, Quando fai l'opera di Dio, você não está confiando em pau ou pedra. non stai confidando in bastone, pietra, Coisas visíveis. in cose visibili. Você faz a obra de Deus com o Senhor. Fai l'opera di Dio con Dio. Você não confia em cursos. Non ti fidi dei corsi, Por mais que seja importante você fazer cursos, sì, anche se è molto importante fare dei corsi,
Mas você não confia nisso. però non ti fidi di questo. Você confia em Cristo. Confidi tu ti fidi di Cristo, Porque é o Espírito Santo que te capacita. perché è lo Spirito Santo che ti capacita. Então, meus queridos irmãos, Allora, cari fratelli, eu espero que vocês guardem esta palavra. spero molto che guardate questa parola. Reflitam sobre ela. Meditate su questa. Eu sei que o Senhor fez grandes coisas na sua vida. Io so che il Signore ha fatto grandi cose nella vostra vita. Deus não te chamou para ficar sentado. Dio non ti ha chiamato per stare seduti. E às vezes nós mesmos nos limitamos. E a volte noi proprio giriamo. Pensamos assim: Pensiamo così. ah, isso aí é para o pastor fazer. Ah, però questa cosa è per il pastore, no? E Deus olhando para você. E Dio ti guardando. Quão grandes coisas Ele fez por ti. Quante grandi cose ha fatto per te. Você vai ficar parado diante de tantas coisas grandes que Deus fez por ti. Starai fermo davanti a tante cose che Dio ha fatto per te. Uma maneira de externar a Deus a nossa gratidão. Una maniera di far vedere a Dio, agli altri, quante cose Dio ha fatto per voi, De sermos gratos a Ele. di essere grati a Lui, É fazermos a sua obra. è fare la sua opera. Vou agradá-lo. Lo gradirò. Eu sei que Ele se agrada de quem faz a obra dele. Io so che Lui si gradisce tanto di chi fa la sua opera. Eu sei que Ele se agrada de quem trabalha para Ele. Lo so che Lui si gradisce tanto a quelli che lavorano per Lui. Então, eu e você, Allora, io e te nós não temos mais desculpas. non abbiamo più scuse, Porque a Bíblia diz: perché la Bibbia dice ide por todo mundo. andate a tutto il mondo. A Bíblia não diz: A Bibbia non dice vá os pregadores, va i predicatori, os pastores, i pastori, os i missionários. missionari. Não, No. ele decide por todo mundo. Andate in tutto il mondo. Isso inclui todos. Quindi ha detto a tutti. Aí alguém diz assim: ah, mas eu não sei falar. Ah, qualcuno può dire, ma io non so parlare. Eu não tenho uma voz bonita. Non ho una voce bella. Mas a Bíblia não diz isso. Ma la Bibbia non dice. A Bíblia diz: ide por todo mundo. La Bibbia dice andate in tutto il mondo. Você sabe dizer Jesus te ama. E sai dire che Gesù ti ama, vero? Glória a Você Deus. sabe? Isso é suficiente. Questo è sufficiente. O Espírito Santo trabalha naquele coração. È sufficiente perché lo Spirito Santo possa lavorare in quel cuore. Mas você precisa fazer alguma coisa. Ma te ha bisogno di te faccia qualcosa. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Che Lui, Dio, continui a benedicendo la nostra Chiesa. Obrigado. Grazie. Amen. Spero che lei siate riuscita a capire. Pode orar em português, né? Eu vou com salto. Vamos orar agradecendo a Deus. Olha se quando era de eu quero pôr. Obrigado, viu, amada? Não vai, é a primeira de muitas, viu? Esteja disponível. Esteja disponível. Agora eu estava orando lá, né? Jesus levanta um tradutor. Usa um tradutor, estava preocupado. Porque é muito difícil fazer a tradução. Tem palavra do português que não tem no italiano. Eu sei o quão difícil é para ela. Muito difícil mesmo. Então estava muito preocupado e orando ao Senhor, graças a Deus pela sua vida, por ter vindo, né? E é assim Deus aperfeiçoa. Assim Deus aperfeiçoa. A pessoa às vezes vem com medo. Ah, é minha primeira vez. Mas o bom é que ela veio. Allora,
Perché lui sta dicendo che di mattina ieri non so, ero preoccupato perché cioè, chi l'avrebbe tradotto, no? E quindi Dio mi ha mandato qua, ci ha messo proprio dove sono ora, proprio in risposta alle sue preghiere, perché lui non sapeva come fare. E quindi ringrazio tanto lui per questo. Amém. Dio mai fatto, è sempre una prima volta, no? Vamos orar, né? Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, por tudo aquilo que vimos, ouvimos, sentimos de Ti, Senhor, nesta tarde, Pai. Continua abençoando toda a Tua igreja. Pai, que o Senhor nos dê ousadia para pregarmos o Teu Evangelho, um Evangelho que transforma, que salva, que liberta, que muda, Senhor, todas as áreas da vida do homem. Deus poderoso e santo, continua fortalecendo a Tua igreja, Pai. Continua nos ajudando a fazer a Tua obra. Que o Senhor continue, Senhor, salvando, curando. Deus eterno e amado, nos despede em paz dos nossos lares. Nós queremos neste momento, Senhor, desfazer todo o mal, Senhor, contra a vida dos Teus filhos. Que seja repreendido todo o mal, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com as Tuas armaduras e nos enche, Senhor, a cada dia do Teu Espírito Santo. Pai amado e querido, muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.